Un latitante extracomunitario di 57 anni, condannato per violenza sessuale sulla figlia minorenne, è stato rintracciato e catturato in Germania. Era ricercato da quasi 10 anni ed era riuscito a far perdere le proprie tracce a ridosso della pronuncia della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza. I carabinieri del nucleo investigativo però non hanno mai interrotto le indagini sulla fuga dell'uomo, cercando di ricostruire la rete di amicizie tra Austria e Germania. Nell'agosto del 2006, approfittando dell'assenza della madre, l'uomo all'epoca 41enne aveva abusato della figlia di appena 9 anni. Subito erano scattate la denuncia, le indagini e infine la condanna, 6 anni e 3 mesi di reclusione, ma appena appreso di essere finito sotto inchiesta, l'extracomunitario si era allontanato sparendo dalla circolazione. Alcuni post pubblicati sui social hanno tradito la sua presenza ad Amburgo. Nei suoi confronti gravava un mandato di arresto europeo. La scorsa notte le forze di polizia tedesche hanno bussato alla sua porta arrestandolo. Attualmente l'uomo è in attesa di essere estradato in Italia.